Qualcuno l'ha chiamata minifesta, pensando alla festa vera e propria che si svolgerà a Palermo nel prossimo settembre. Ma la festa dell'amicizia, cultura e società, terminata ieri a Jesolo, di mini ha avuto ben poco. Anzi, da essa si sono avuti grandi segnali, soprattutto relativamente alla formazione del nuovo governo. Segnali espressi prima dal vice segretario nazionale democristiano Vincenzo Scotti, venuto a chiudere questa festa, poi dall'onorevole Franco Evangelisti. Non un governo vatte la pesca, come lo ha definito il segretario socialista Craxi, si è detto, ma un governo normale, con una maggioranza politica nell'ambito del pentapartito e con una congrua prospettiva di durata. Non comunque, sono state parole di Evangelisti, una maggioranza che non sia precostituita. E proprio qui a Jesolo si è fatta sempre più forte una voce che vorrebbe il segretario democristiano De Mita presidente del Consiglio e quindi una partecipazione della DC ai massimi livelli nella maggioranza di governo. Segnali che evidentemente sono destinati a proseguire la discussione e la trattativa. Circa la festa iesolana, che si ripeterà annualmente, come ha annunciato lo stesso Evangelisti, questa prima edizione ha avuto una buona riuscita, non soltanto per i momenti di confronto e dibattito, soprattutto sui temi della cultura nella sua ampia accezione e dell'ambiente, ma anche per le iniziative collaterali, concerti, manifestazioni di vario tipo. A salutare la festa dell'amicizia ieri c'erano anche le majorette. Diventerà quindi un appuntamento fisso questa festa, un momento di riflessione soprattutto politica, ma anche culturale.